poi st'altra cosa, è una cosa incredibile, non ti puoi permettere di dissentire da Re Giorgio. In un paese civile l'ultima cosa che ha detto doveva generare un dibattito e una riflessione profonda. Attenzione al cortocircuito giudiziario mediatico sotto elezioni in relazione alla vicenda Monte dei Paschi dei Signori. Io ho letto la Costituzione dice che il magistrato ha l'obbligo dell'azione penale, punto. Che al magistrato ha l'obbligo della riservatezza, 2, ma dice anche che l'informazione è un diritto costituzionale, sia il diritto di informare, sia il diritto di informarsi, sia il diritto di essere informati. E allora tu mi devi spiegare per quale ragione al cittadino deve essere tolto il diritto di sapere prima del voto se lì dentro qualcuno ha preso la pazzetta che sta votando e poi va in Parlamento. Deve aspettare prima che... E chi deve difendere il diritto costituzionale dell'informazione? L'articolo 21 chi lo difende? Il capo dello Stato.